sti cinese. Ma che sta succedendo? Mi faceva notare il mitico Angioletto che la comunicazione del Napoli non viene venduto ai cinesi. Vabbè, lasciando perdere questa cosa, io per questo non volevo parlare. Io aspettavo l'ufficialità e in teoria ancora non dovrei parlare perché ancora non è detto. Perché è capace, capito, tra Capodanno, cinese, qualcun altro diceva non vi illudete perché poi i soldi arrivano. Questi ci hanno provato, visto che Amsic aveva salutato tutti quanti, oramai l'ambiente si era paciato, il Napoli Società aveva accettato. Questi avranno detto vabbè, magari ci risparmiamo qualcosa di soldi, visto che oramai il giocatore è andato, vuole andare. No. E qui si aprono degli scenari importantissimi di cui dobbiamo parlare. Gli anti De Laurentiis resteranno anti De Laurentiis per sempre e i pro De Laurentiis pure. Nessuno fa cambiare idea a nessuno, specialmente nel mondo d'oggi dei social network, dove c'è l'illusione che tutti hanno ragione, perché ti arrivano due mi piace e quindi tenga ragione, io ne capisco e tu no. Arriva l'offerta per Allan e il Napoli dice no, tu mi devi dare tanto, anche se il giocatore vuole andare via, se tu non mi dai i soldi che voglio io, il giocatore non parte. E gli anti De Laurentiis dice ma tu fai rimanere un giocatore scontento, hai visto che è successo col Milan, non era in forma, era scontento. Però poi Ancelotti lo rimette in piedi e se Allan fa il cretino e non gioca come si deve, l'offerta a giugno non gli arriva di nuovo in quei termini. Quindi si deve mettere là e deve giocare bene come ha fatto finora. Idem per Amsic. Amsic probabilmente l'offerta a giugno l'avrà lo stesso, ma non è lui è un professionista che non si metterà a fare il cretino che non vuole, che non si impegna, eccetera, eccetera. Si è allenato pure stamattina, si allenerà anche domani. Probabilmente non andrà a Firenze, ma per una questione che la partita è stata preparata senza di lui, quindi in teoria non ci serve. Io il video su Amsic lo volevo fare in un altro spessore, tutta un'altra atmosfera. C'è prima la tristezza di una bandiera che se ne va, una delle ultime, una di quelle che ha fatto per il Napoli delle rinunce, dei sacrifici, decidendo di rimanere qui e di lottare qui finché le forze lo hanno sostenuto. Adesso è chiaro che è in una fase calante e non dobbiamo fare i nostalgici che dicono però Amsic va benissimo, ha fatto tutto quello che doveva fare, ha distrutto tutti i record, eccetera eccetera, ma dobbiamo anche ricordarci delle volte in cui abbiamo detto che giochiamo uno in meno, che si assenta, che a volte è discontinuo. La sua tecnica non è in discussione, la professionalità non è in discussione, ma le prestazioni sì. Ora noi abbiamo negli occhi il lancio che ha fatto Calaio esagerato, ma mica lo fa sempre. Quindi tecnicamente l'assenza di Amsic si gestisce, perché per fortuna abbiamo un allenatore che sa come ovviare alle varie defiance, adattando giocatori in ruoli dove serve e a seconda delle varie caratteristiche approcciare la partita in maniera diversa. Se c'è Zielinski, Fabiano al centro si gioca in un modo, se c'è Allan, Diawara al centro si gioca in un altro. Io non apprezzo troppi cambiamenti, ma non è detto che non possano portare dei frutti. Quindi se Amsic se ne va alla fine, si va avanti, si prende la plusvalenza che si è fatto e si va avanti, perché abbiamo visto l'articolo di Bellinazzo. Il Napoli non sta bene, ragazzi, non c'ha la liquidità, ma non cresce, e se non cresce diventa difficile poi mantenersi a questi livelli, a certi livelli. Poi io non voglio fare il tipo che io so la soluzione, bisognerebbe sapere di finanza, a me non me ne può, non ha importanza. Quello che mi compete è di vedere una squadra che sono 10 anni che compete ad alti livelli, 10 anni che sta sempre in Europa, la seconda forza del campionato a tutti gli effetti, e la prima, nonostante sia forte, ha sempre bisogno di un aiutino sporco per mettere punti di vantaggio e per stare tranquilli. Questa è la realtà. Poi possiamo avere opinioni, ma non si può confutare. Gli anti De Laurentiis rimarranno sempre anti De Laurentiis perché è Cam ha vinciuto, ma perché un Milan che ha vinciuto, dei cinesi, l'Inter che ha vinciuto, la Roma degli americani che sta facendo, la Lazio, tutte squadre che stanno facendo la fine dei tracchi e si mantengono in piedi a mazzo. Noi siamo molto più strutturati di queste squadre che hanno 500 dirigenti a livello di prospettiva.
perché la squadra si rinnova, giocatori giovani che vanno a sostituire quelli vecchi. Quest'anno è un anno di transizione ed è più pericoloso degli altri anni perché probabilmente se ne andranno parecchi della vecchia guardia e devi trovare dei giocatori pronti, devi essere bravo a trovare altri Fabian Ruiz che siano giovani ma già pronti. Non puoi trovare dei rogue che sono giovani, di prospettiva probabilmente anche forti, ma che hanno dimostrato di non essere subito pronti per competere. Ma perché? Perché il Napoli è secondo in classifica, quindi i giocatori che devi trovare devono essere non pronti ma proprio forti. Questa è la difficoltà attuale. Poi Hamsik non se ne va più e se Hamsik non se ne va più ha salutato per senza niente. Però questo è il calcio, finché tu non, il cammello non parte, tutti i discorsi che si sono fatti in questa settimana, tutti discorsi inutili, tutto fiato alla bocca e molta gente mo avesse in un momento sta zitta perché molti hanno detto ma Hamsik non serve, perché Hamsik è un mezzo giocatore che non ha mai inciso nelle partite, e ce la dice mo che dovrà giocare e sarà utile nelle turnazioni. E quelli che hanno detto che senza Hamsik non si vince niente, si va non vincim, perché l'attacco era questo. Come vogliamo vincere se ci togliamo il giocatore più forte che abbiamo? Improvvisamente il giocatore più forte che abbiamo. E se non vinciamo lo stesso, allora dovremmo imparare a ponderare, a vedere prima come si evolvono le cose e poi dare fiato alle trombe. Altrimenti facciamo un uovo nei figure e merda, questa è la verità. Vabbè, io stacco perché devo continuare a sentire la radio, questo video non è ancora pronto. Ora però dobbiamo stare anche attenti per un altro punto di vista, perché se voi leggete bene il tweet si parla di soprassedere, non rifiutare, e si parla di modalità di pagamento non rispettata rispetto a quella pattuita. Quindi qua sembra una situazione in cui dice tu mi avevi promesso 20 milioni cash subito, probabilmente, e adesso all'ultima tu me ne vuoi dare 20 in 3 anni, per esempio. E questa è una cosa a cui il Napoli dice no, io culo. Ora il problema è che il mercato in Cina resta aperto fino a fine mese, quindi loro possono sempre tornare sui loro passi e dire ok, quello che è detto, quello che gli affari sono affari, la parola è parola. Abbiamo provato a fare i napoletani con voi e non ci siamo riusciti. Questi sono i soldi pattuiti, la modalità di pagamento pattuita. L'affare va in porto perché c'è la volontà di tutti, delle tre parti. Quindi sotto questo punto di vista dobbiamo stare attenti e non esultare per la trattativa saltata. Il capitano resta, ci dobbiamo un attimo calmare perché potrebbe anche non saltare proprio niente, visto che le tre parti sono d'accordo. Poi per quanto riguarda Hamsik, io credo che lui sia un professionista che non accuserà, poi se ne sono dette di tutti i colori e se ne diranno di tutti i colori. Ora Hamsik con quale spirito affronterà il resto del campionato, visto che voleva andare preparato, la casa, la famiglia doveva tornare in Slovacchia, come si fa? Io credo che Hamsik sia l'ultimo dei giocatori a soffrire questo tipo di botta psicologica. Se è vero come è vero che ha avuto offerte dal Milan, dalla Juve e dall'Inter negli anni, e probabilmente era anche tentato perché pare che le aveva portate lui a De Laurentiis queste offerte, a dire Presidente mi sono arrivate queste offerte, che si fa? E il Presidente avrà probabilmente offerto un ritocco dell'ingaggio perché non soddisfatto dell'offerta economica dell'Inter, del Milan. Quindi e Hamsik ha sempre comunque garantito, dopo questi rifiuti, dei rendimenti e degli alti rendimenti in questi anni. Quindi non credo che ci sia questo pericolo. Ma tutti hanno ragione, tutti hanno torto, signori. Finché non finisce la stagione e si tirano le somme e si dirà il Napoli non ha centrato l'Europa League, è andata male, oppure il Napoli ha vinto l'Europa League e ci hanno ragione tutti. Se c'è uno che c'ha ragione, c'è anche uno che ha torto. Voi mi seguite sempre, sì? Seguitemi sempre.